Amici bellini, tiriamo un po' le fila di una giornata, anche questa lunghissima, dove tra incontri, il Papa, i video che escono, eccetera, eccetera, dobbiamo capire dove ci stiamo rivolgendo, nel senso che abbiamo più certezze, pensa che è assurdità, abbiamo più certezze su De Bruyne che non sul prossimo allenatore. Cominciamo. Ancora un po' la gola. Sì, benvenuto o benvenuta Ange Mart, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Utilizziamo luce naturale oggi per ricompattarci, per ritrovarci, insomma, le pagelle, Napoli, ma come faccio a farvi l'analisi di Napoli? Con tutto il bene, Alessandro, come te la faccio? L'analisi di Napoli-Cagliari che in questo momento... Certo, si può legare, nel senso che il Napoli deve ripartire da lì, come tipo di gioco, come approccio alla partita. E possiamo legare, lasciate il like, scusatemi un attimo, il like, bene, possiamo ripartire da lì se ragioniamo sul tipo di approccio che noi vorremmo, che io, magari voi no, vorrei sempre che il Napoli avesse nei confronti delle partite e degli avversari, cioè ti prendi il pallone, aggredisci, costruisci, domini il campionato e poi cerchi di mettere in condizione il portiere avversario di essere il migliore in campo. Non lo so se questo può avvenire. Insomma, l'ultimo Allegri, onestamente, visto dall'esterno, mi sembrava un pochino un tipo di gioco dal baricentro molto più basso. Se noi ci siamo lamentati di alcune fasi di gioco di Conte e andiamo in una direzione che potrebbe dividere molto se la scelta poi sarà quella di Allegri. Poi noi vogliamo magari continuare ad illuderci o a darci delle speranze tra di noi, nel senso che la moglie Oriali, tutti quelli che stanno cercando di convincerlo. Poi ieri in serata sentiamo le parole di De Laurentiis a un'ulteriore festa che hanno fatto, dove De Laurentiis è quasi un congedo che sta facendo, nel senso che dice testualmente, io ringrazio Antonio per il suo lavoro, gli auguro tutto il bene nel futuro, di grandi successi, è proprio un saluto, grazie, è stato buono. Contemporaneamente oggi sappiamo di summit, sappiamo di incontro che è durato molto, ci fanno sapere, noi ci dobbiamo fidare però, ci vogliamo fidare di quello che ci dicono, nel senso che se io mi sposto un attimo, ed è una curiosità, De Laurentiis, lo scudetto a valore sociale, Anghissà è un grande cattolico e ci siamo, nel senso che lo abbiamo visto utilizzare anche nei confronti di Daniele il segno della croce molte volte per Daniele, forse per estremo rispetto di Daniele, però per tutti questi anni ci hanno detto pure al Vigil Ramadan, Anghissà che partecipa al Ramadan. Ci dobbiamo fidare. Di chi ci dobbiamo fidare? Dei nostri occhi, di quello che ci dicono i media, di quello che ci dice il Papa. Di cosa ci dobbiamo fidare? Dobbiamo scegliere. Ieri mi sono fidato che tutti portavano che Starace va in pensione, che lo dobbiamo salutare, gli dedico la copertina e poi vedo un video dove Starace dice ma guarda, ma ci vediamo l'anno prossimo, non c'è problema. E allora di cosa ci possiamo fidare? Ci dobbiamo fidare di Di Marzio che dice che al termine del summit Conte ha chiesto altri 2 o 3 giorni per riflettere e per decidere. C'è molta carne più che sul fuoco, speriamo che non sia sulla brace, e di sicuro, o meglio, la carne alla brace va bene, ma l'importante è non bruciarla, perché altrimenti ti va di traverso il pranzo oppure la cena. E pare che non abbia nessun contratto in questo momento, non abbia avviato i contatti già con la Juventus. Si parla di Juventus fondamentalmente. Se il Milan non ha intenzione, non aveva intenzione all'epoca, forse non ha intenzione neanche adesso, bisognerebbe chiedere a Iglitare, perché il Milan nel frattempo ha messo a posto la situazione del direttore sportivo. Pare che Iglitare ami molto italiano, mettiamolo nel computo degli allenatori, perché poi gira quelli sono i nomi di cui si parla. La mia curiosità è, visto che siamo convinti di De Bruyne, perché lo stiamo già mettendo in campo nelle prossime formazioni, dove lo mettiamo? Perché una cosa è ripartire da Conte.
Se io riparto da Conte, io ho una certezza, che Conte può avere una preferenza tattica, ma nei fatti e non a parole, Conte si è adattato ai giocatori che aveva e ha messo in campo la squadra in base ai giocatori più forti da esaltare. C'è quest'uomo qua che ha completamente cambiato la storia di questa stagione del Napoli. Nel momento in cui arriva lui si cambiano i giochi, si passa da quel 3-4-2-1 dove Politano e Kvara erano un po' sotto punta, passa, vi ricordate, contro la Juve si passa a un 4-2-3-1 con McTominay libero di svariare, e insomma, e poi le abbiamo viste tutte le varie evoluzioni. Quindi sotto questo punto di vista Conte ha rappresentato un tecnico, non un CT, non è un commissario tecnico, ma un allenatore di campo pronto a cambiare le sue idee e pronto ad affidarsi a quelli che sono i giocatori che gli davano più affidamento e quelli più forti, quelli più in forma. Quindi abbiamo visto giocare a 3, lo abbiamo visto giocare a 4, lo abbiamo visto giocare a 2 punte, e con l'arrivo di De Bruyne, che io non ho ancora in grafica, facciamo così, voi non vi pigliate Goller, facciamo che sono un cornutazzo, perché poi potrebbe prendere il 17. Che numero gli diamo a De Bruyne? Il 17, il 7, lui porta pure il 7 in nazionale, ma il 7 ce l'ha Neres, il 17 ce l'ha Oliver, dobbiamo chiedere a Olivera di cambiare il numero. Gli diamo la 77? Gliela diamo la 77 a De Bruyne. Fate conto che questo è De Bruyne. De Bruyne può fare quello che vuole in questa squadra, può fare anche lui il caffè nel caso Starace si voglia prendere delle pause. Lo puoi mettere qua, cambiandogli un pochino, abbassando un pochino il raggio d'azione, perché con quel piede De Bruyne può veramente fare regia, e se lo metti qua deve fare un po' meno rincorse, perché io ce lo vedo benissimo un De Bruyne anche esterno sinistro o destro, però lì se giochi con un Conte le rincorse le devi fare. Di conseguenza, se togliamo un giocatore, per esempio Politano, ma lo tolgo così per esempio, lascio passare la macchina, almeno per essere in 11 in campo. Anch'issa poi è un altro discorso, Lobotka è un altro discorso. Ma come lo vedreste un Napoli con un 4-3-1-2 per dare la possibilità a De Bruyne di fare il trequartista libero e scevro da qualsiasi... Certo, il trequartista deve andarsi a prendere sicuramente il regista della squadra avversaria, e ci siamo, però un po' più libero di scalature che devi fare poi all'indietro. Se giochi qua un pochino devi tornare, ed c'è una cosa importante. De Bruyne sono 7 anni che lavora con Guardiola, il che significa, poi lavorerà anche nel Belgio certamente, però non le ho guardate le partite del Belgio per saperlo nello specifico. Significa che con Guardiola tu hai l'80% del possesso palla, e se poi ti riprendono il pallone e ti partono in faccia non c'è manco tempo, perché la squadra c'ha il baricentro qua, non c'è manco tempo per tutti di riscalare all'indietro, cosa che invece nel Napoli, in Italia, dovrai dover fare. Quindi se lo metti qua con la doppia punta che potrebbe valorizzare Raspadori e Lukaku, che avrà un anno in più, e se qua ci cominciamo a mettere un David, quindi un Jonathan David vicino a Lukaku o vicino a Raspadori, McTominay che può fare sempre la mezzala, abbiamo visto che lui... la sigarettina ci sta dando, ma comunque corre 15 km a partita. Gilmour, bisogna trovare una chissà, bisogna trovare sicuramente una chissà. Sappiamo che forse ritornerà Foloruscio, ragioniamoci su anche quelli che torneranno dal prestito, e magari non Spinazzola ma Olivera di partenza con Buongiorno qui. Se Rachmani potrà essere anche lui, insomma, un pezzo pregiato per il mercato, ci dobbiamo ragionare. Ha fatto una stagione incredibile anche Rachmani, ragionare anche sul portiere. Ci sono molti dubbi, partiamo dal presupposto che dei dubbi ce l'abbiamo, però il De Bruyne per me, spostiamoci un'altra volta perché forse non riesco a essere chiaro con Kvara in mezzo, scusami Antonio, con o senza di te stavo facendo un po' di paragoni. Jonathan David, che tipo di giocatore è? Guardate come a sinistra David, a destra Lukaku. Vedete, Jonathan David tocca il pallone anche più dietro, e Lukaku non è una punta centrale alla Osimhen. Se noi prendiamo Osimhen per esempio, vedete come tocca più palloni proprio nell'area, mentre Jonathan David ama anche venire incontro e giocare con la squadra. E questo è un altro di quelli là di cui si sta parlando, con Napoli molto molto serio su di lui. Guardate De Bruyne dov'è che tocca il pallone.
è proprio il trequartista che può fare il famoso 3-4-2-1, può fare quei due ruoli là De Bruyne senza problemi, oppure se fai l'1-2 ecco che De Bruyne si prende lo spazio dove è meglio trovarlo. Per me, ripeto, può fare anche la mezzala, può anche reinventarsi regista più basso, così magari deve fare meno chilometri per ritornare indietro e così, quindi non dico sostituire Lobotka con De Bruyne, ma ecco, potrebbe essere una soluzione se tu però hai il baricentro molto alto, perché io De Bruyne lo voglio vedere vicino alla porta, lo voglio vedere in grado di fare quei passaggi chiave, in grado di tirare verso la porta. Allora se tu hai un baricentro molto alto, De Bruyne ce lo vedo bene anche reinventato regista, un po' più basso, che può lanciare i compagni e può arrivare al tiro. Dopodiché per me avere uno specialista, cioè hai in campo uno che c'è un calcio di punizione, la tira De Bruyne, non c'è problema, la tira De Bruyne, ci sono i calci d'angolo, li tira De Bruyne, li tira tutti De Bruyne, e poi si vede come attaccarli questi palloni. Nel frattempo ti affidi a lui, tutti i compagni in allenamento studiano come si tocca il pallone alla De Bruyne e si cresce tutti insieme, è così. Io sono emozionato perché è la prima volta che si parla di un centrocampista, di un giocatore di questo livello internazionale, sì, a fine carriera probabilmente, ma che emoziona. Allora i giocatori, gli idoli valgono, allora se tu devi fare poi con De Bruyne viene bene. Allora vedi, solo la maglia non va. E quindi la mia domanda è questa: quando De Bruyne dice sì a Manna, parla con De Laurentiis, sì, trovate la casa eccetera eccetera, vengo 10 milioni alla film, vengo tutto, ma non chiede qual è il prossimo, cioè l'allenatore. Cioè De Bruyne ha parlato con Conte o ha parlato con Allegri? O non ha parlato con nessuno e ha accettato Napoli a prescindere? Perché credo che sia importante per un giocatore che lascia la Premier, che viene in Italia, sapere anche con chi ti vai a confrontare. Guarda un caso, un Garcia, De Bruyne lo conosce già, ma avere un nuovo Garcia, cioè un allenatore meno credibile di un Conte e anche di un Allegri, nel caso in cui si scompagina tutto e si deve ricominciare da capo, e Allegri magari se l'è preso il Milan e il Napoli si deve affidare a qualcun altro. De Bruyne accetta di buon grado qualsiasi cosa? Secondo me già sanno. Secondo me già è tutto deciso. E conoscendo anche De Laurentiis, sì, ci può fare i gesti dalla macchina, può dire delle cose, chi vivrà vedrà, la stiamo convincendo, non blocchiamo nessuno, stavolta non incateniamo. Quello che fa piacere è che sembra che l'amicizia tra le famiglie prevalga sulle eventuali polemiche, e sono sparite due narrazioni, e mi fa anche piacere, in modo tale che chiudiamo con serenità. Non ho sentito più il vinci e vattene, sto sentendo semplicemente Antonio resta, ti prego resta, questa è sparita. E poi non sentiremo, credo, quello che poi si è detto per esempio per Giuntoli. Dice De Laurentiis, se avessi saputo che Giuntoli era così juventino non l'avrei mai chiamato. In questo caso un Conte che va alla Juventus io non lo avverto nemmeno come tradimento, perché da là viene, da quella cultura viene. Quindi il ritornare dopo aver fatto una parentesi breve con noi, che ci ha rialzato la testa, e non solo rialzato la testa, ci ha fatto alzare il trofeo, non sento nell'aria quella puzza di tradimento così. Poi con il tempo chi vorrà divertirsi e fare polemiche lo potrà sempre fare. Ho sentito le polemiche su Spalletti, non ha fatto i complimenti, non abbiamo visto uscite social su Spalletti, per chi vuole cavalcare una polemica con Spalletti. Sentiremo, è questione di tempo, anche cose su McTominay in futuro, che adesso è l'idolo di Napoli, come lo era Kvara all'epoca, e poi se succede una cosa lo sentiremo anche da McTominay. Ho le spalle larghe anche io a livello di reazioni social. In questo momento mi sembra che se si chiuderà con grande serenità, e si deve dare atto, e io preferisco che sia così, in modo tale che non c'è un retrogusto amaro nel lasciarci. Resterebbe quell'amarezza di non poter aprire un ciclo che ci possa dare continuità. Vinci e scappano, e questo è un peccato, perché secondo me con il lavoro che hai fatto e hai impostato già della roba, poi puoi migliorare in quei punti dove sai di poter e di dover migliorare, e a quel punto con la continuità secondo me poteva essere una cosa positiva partire già con delle certezze. E invece se dobbiamo ricominciare da capo,
vediamo quello che sarà poi la risoluzione. È proprio difficile. Secondo me ne sapremo di più, e io vorrei chiuderla subito, ma secondo me è più facile pensare che chiudiamo ufficiale De Bruyne che non l'allenatore, mentre io sono convinto comunque che qualcosa loro già c'hanno in pentola, cioè ce l'hanno il piano B, non si può improvvisare. Secondo me dobbiamo aspettare la Champions, perché anche Inzaghi potrebbe poi scatenare una serie di reazioni a catena, perché seppur Inzaghi molla con l'Inter, anche loro avranno bisogno di un allenatore e bisognerà ragionare un po' a catena. E vediamo. Poi io sono un po' preoccupato per Allegri, vi devo dire la verità. Di solito io riesco ad apprezzare tutti gli allenatori che vengono, anche Garcia ho saputo apprezzarne le cose buone. Forse l'unico, insomma, degli ultimi tempi che proprio non ho potuto sopportare proprio come lavoro è stato Mazzarri, ma ho apprezzato il lavoro di Gattuso, ho apprezzato il lavoro ovviamente di Spalletti, di Garcia, anche di Calzona. Nonostante alcuni bastoni tra le ruote, abbiamo apprezzato anche il lavoro di Conte. In toto, si arriva Allegri un pochino vacillo, perché ho paura di trovarmi a uno che dice il calcio è semplice, dai la palla a quello più forte e lui ti risolve la cosa. Se è così andiamo un pochino in difficoltà, mister, così. Se invece poi scopro che questa è una narrazione che viene portata avanti da qualcuno non attento, perché sappiamo che nel calcio molti non se le guardano le partite e comunque danno aria alla bocca, lo scopriremo. Sono anche molto curioso. Certo, dobbiamo avere un allenatore bravo, un allenatore capace, esperto, ripeto, esperto, e magari anche duttile, in modo tale da poter sfruttare al meglio le qualità di questi nuovi che arriveranno, senza perdere il valore di quelli che resteranno. Da New York, Valero Fluido è tutto. Vi abbraccio e vi bacio. Mamma mia, quanti contenuti che tengo in testa. Dobbiamo aspettare la cronaca. Siete andati pure voi dal Papa?